Tante, sempre più numerose e sempre più diffuse in tutto il territorio veneto, le iniziative a sostegno del piccolo Joe. Chi di voi telespettatori non ha assaggiato i famosi biscotti di Joe realizzati dal panettiere di San Martino di Lupari, che si è attivato per sostenere la campagna di raccolta fondi per sottoporre il nostro bimbo a una delicata operazione di costruzione della tibia e far sì che possa correre e giocare con e come i suoi amici? I fedelissimi del Bassano Calcio, poi, assieme ai giallorossi in fibrillazione durante le partite casalinghe, ora hanno messo in vendita anche le focacce per aiutare Giovanni. E spettacoli teatrali. Domani, domenica 24 marzo, alla Sala Forum di Curtarolo, la compagnia Magia dei Colori alle 17 porta in scena Pirati, un appuntamento dedicato sia ai bambini, per raggiungere però quei 400.000 euro per l'intervento in Florida. Ora siamo arrivati a quota 290.000. Per un bambino coraggioso, che ha conquistato il cuore di tutti, anche di chi, come voi telespettatori, l'hanno conosciuto solo attraverso le nostre telecamere, da quando il nostro gruppo Media Nord-Est ha appoggiato la causa di questa famiglia di Piazzola sul Brenta. E hanno subito deciso di contribuire alla felicità del nostro cucciolo di guerriero. Un esempio è fresco di oggi, un esempio di una semplicità unica e proprio per questo colmo della forza delle emozioni vere e pure. Una famiglia di Romano Dezzolino è passata dalla nostra redazione e ha lasciato una busta con dentro una cifra chiedendoci di consegnarla a mamma Erika. Ve la vogliamo mostrare, non l'abbiamo neanche aperta. Scritte poche parole colme di speranza. I benefattori non hanno voluto dirci il nome, hanno voluto restare nell'anonimato. E citando il Vangelo di Matteo: quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. Quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra.